Siamo con l'assessore Costantino Ciulla, ecco un bilancio di questo primo scorcio di estate che ha visto diverse attività musicali, ludiche, in particolare a Ferragosto ricordiamo il concerto di Orietta Berti che ha avuto tanto successo, ma non solo, insomma un bilancio di questa prima stagione estiva. Sì, assolutamente un bilancio positivo. Quest'estate ci ha visto protagonista la città di un cartellone ricchissimo di eventi. Ci sono tanti eventi ancora in corso, quindi che la gente, sia il turista che l'agrigentino, potrà apprezzare e godere di queste attività. Sono innumerevoli le attività che stiamo svolgendo, andiamo dalle notti dei musei alle serate di intrattenimento in città, alle serate anche nelle periferie, commedie teatrali, spettacoli musicali. E in Piazza San Giuseppe un bellissimo video mapping ispirato al mito della Dea Demetra, uno spettacolo meraviglioso che sta vedendo centinaia di persone fermarsi ad ogni proiezione, ma poi abbiamo avuto il grande evento del Ferragosto, uno storico evento che ha visto una piazza gremita di migliaia di persone. Siamo veramente contenti per la riuscita della serata, l'ordine con cui la serata si è svolta senza nessun incidente di percorso da un punto di vista anche di controllo dei ragazzi e dei giovani che si sono divertiti e si sono divertiti in sicurezza e senza fare uso di alcolici in maniera spropositata, quindi una serata bellissima con un concerto di Orietta Berti che ancora attrae un grandissimo pubblico. Siamo veramente felici del risultato ottenuto. Non è finita qui perché ancora la città avrà tantissimi grandi eventi. Voglio ricordare fra tanti un concerto che ci sarà fra qualche giorno in cattedrale, ai piedi proprio della cattedrale al Duomo degli Agricantus e Chiaraminaldi, un bellissimo evento da seguire. Poi avremo anche un grande evento con Annata Tangelo, avremo Annata Tangelo qui ad Agrigento. In particolare la porteremo nella frazione di Villa Seta proprio per far così vivere anche le frazioni del nostro territorio anche a chi si accinge a venire ad Agrigento. Quindi ancora un'estate ricca di eventi, Destinazione Agrigento, il brand che vogliamo portare più in alto possibile, più in alto dove merita di essere.